Siamo ancora una volta soddisfatti di essere a New York, Italy. Il Friuli Venezia Giulia si presenta anche quest'anno per un mese intero con i suoi prodotti. Ci saranno più di 30 degustazioni, riguarderanno sicuramente i nostri vini, ma anche i tanti prodotti di qualità che piano piano si stanno facendo spazio negli Stati Uniti, in questo mercato dove vogliono molto il Made in Italy, vogliono molto i prodotti di qualità. Noi oggettivamente abbiamo grandi prodotti di qualità, sono attenti anche alla cura con cui vengono presentati questi prodotti e quindi sono importanti anche le degustazioni. Questa alle mie spalle è una piccola scuola dove si presenta appunto la degustazione di alcuni nostri prodotti, i formaggi, il prosciutto di San Daniele e ovviamente anche i vini, ed è l'occasione per farci conoscere in un luogo, New York, in cui non soltanto passano tanti italiani, ma ci sono anche tante persone che guardano il Made in Italy come davvero al presente e al futuro del mercato. Abbiamo notato un interesse crescente per i nostri prodotti, per la loro qualità, anche per la loro specificità. Se pensi al San Daniele, raccontare qui negli Stati Uniti che viene stagionato in un unico piccolo comune delle Friuli Venezia Giulia è una cosa che molti non sanno e che li coglie favorevolmente e che li colpisce favorevolmente. E nello stesso tempo i nostri vini, che sono particolari, abbiamo questa volta anche accompagnato ai vini più noti una serie di vini autoctoni, quindi la ricchezza della nostra biodiversità, che sostanzialmente è un interesse crescente e che viene spesso percepita come una cosa non solo positiva, ma quelle cose ricercate che ormai sono sempre più all'attenzione del cittadino consumatore. Quindi devo dire per oggi e per queste prime giornate, sia qui a Boston, sia qui a New York che a Boston, devo dire veramente un esito positivo e speriamo che continui così per questo mese.